Stava lavorando in un'azienda edile padovana di imprenditori romeni, ma secondo gli accertamenti non era in regola. E così, quando il 35enne moldavo, da poche ore in Italia, il suo primo giorno di lavoro, ha avuto un malore nel cantiere, i soccorsi non sarebbero stati allertati subito, ma addirittura un paio d'ore dopo, quando ormai non c'era più nulla da fare. E così la procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. L'intervento del SUEM e dei carabinieri a Saonara lungo il tragitto verso l'ospedale, con i sanitari che hanno cercato di rianimare a lungo il 35enne, senza successo. Uno dei tanti invisibili che lavorano tutti i giorni nei cantieri d'Italia e nei cantieri di Padova. È morto perché si è trovato a lavorare in un cantiere senza avere comunque la possibilità di poter difendere i propri diritti, il primo, la sicurezza, e allo stesso tempo è morto dopo che ha accusato un malore in quelle ore dove non si doveva lavorare, nelle ore dove c'è un'ordinanza, dove allora il calore non permette di poter lavorare nelle condizioni migliori. Ora l'indagine cercherà di far luce sui lati oscuri della vicenda, a partire dall'orario esatto del malore, che potrebbe essere avvenuto alle 14, orario in cui un'ordinanza della Regione Veneto vieta il lavoro in condizioni difficili per caldo e umidità. Va accertata dunque l'ora precisa e la causa della morte, che potrebbe essere indipendente dal caldo o invece causata proprio dalle temperature estreme. È ora che queste cose vengano comunque risolte, che vi siano ispezioni nei cantieri. A Padova purtroppo molti dei cantieri continuano a lavorare nonostante l'ordinanza, nonostante un calore che oramai è diventato insopportabile anche per chi lavora negli uffici con l'aria condizionata. La filea CGIL, che è presente tutti i giorni nei cantieri, prova allora a creare le condizioni per cui i diritti dei lavoratori vengono comunque rispettati. Nella provincia di Padova, fa sapere la CGIL, il 60% dei lavoratori di certi settori sono immigrati, ma è difficile dare loro voce e difendere la sicurezza e i diritti. L'edilizia è un settore trainante e anche per questo, sostiene il sindacato, deve esserci una garanzia di legalità.